Nella città di Firenze, dentro una famiglia nobile, venne al mondo una bambina speciale. Portava il nome di Alessandrina, ma il suo destino l'avrebbe condotta a diventare Caterina, anima luminosa avvolta nel mistero della fede. Fin da piccola sentiva nel cuore un richiamo profondo. Non cercava le ricchezze, non desiderava le feste fastose. Dentro di sé brillava un amore ardente per il Signore. Quando ancora aveva pochi anni, il desiderio di donarsi interamente a Lui si fece certezza. Così scelse di lasciare tutto e entrare nel convento di Prato, luogo di preghiera e silenzio. Lì trovò una casa vera, ma anche sofferenza, perché il corpo fragile si piegava sotto il peso di molte malattie. Non si lamentava mai. Con dolcezza e umiltà offriva ogni dolore, meditando senza sosta sulla passione di Cristo. Il tempo passava e Caterina cresceva nella santità. Il cielo la toccava con mani invisibili e il suo spirito si sollevava oltre la realtà terrena. Iniziò a vivere momenti straordinari, quando il suo corpo e la sua anima venivano rapiti in un'estasi potente. Ogni settimana, nei giorni più sacri, riviveva il dolore di Gesù con tale intensità che la carne stessa portava i segni del sacrificio. Il convento si riempiva di stupore e le voci correvano veloci, portando pellegrini da ogni luogo. Ma lei, umile e discreta, pregava perché tutto cessasse. Non voleva essere vista come una meraviglia. Desiderava solo servire in silenzio. Il destino le riservava doni ancora più grandi. Senza mai muoversi dal convento, la sua presenza apparve a Roma. Colui che la vide, uomo di fede e saggezza, giurò che Caterina era lì, davanti ai suoi occhi, pur sapendo che il suo corpo era rimasto nel monastero. Un mistero che superava ogni comprensione umana. Molti cercavano spiegazioni. Qualcuno dubitava, qualcuno credeva. Ma Caterina continuava il suo cammino con la stessa dedizione. Guidava, consolava, curava i malati con una tenerezza infinita. Persino uomini potenti si rivolgevano a lei per consiglio, perché nelle sue parole trovavano una saggezza profonda, illuminata dalla fede. Nonostante le prove e i fenomeni straordinari, la sua vita fu un dono continuo per chiunque la incontrasse. Il suo amore non aveva confini. La sua bontà non conosceva stanchezza. Anche quando la malattia si fece più dura e il corpo si indebolì, il cuore rimase saldo, acceso da una luce che non si spegneva. Alla fine del cammino terreno, il cielo si aprì per accoglierla. La sua anima, libera dal peso del corpo, si innalzò leggera, portando con sé il profumo di una vita vissuta nell'amore più puro. Ma il suo spirito non lasciò mai davvero la terra. Ancora oggi il suo esempio illumina, il suo nome risuona, il suo cuore batte nelle preghiere di chi la invoca con fede. Caterina de' Ricci, donna di Dio, fiore di santità, continua a vivere in ogni cuore che cerca il mistero dell'amore eterno.